Ho solo letto, ho fatto solo una brevissima premessa contro il professor Bertolisi che ha fatto un intervento brutto, insomma. Io non credevo che questo professore, che è coccolato negli anni sia da destra che non da sinistra, da centro-sinistra, ma devi parlare un po' che se più forte, sai, che perché se lo non si sono sente conteso niente. anche come candidato sindaco a un certo punto, anni fa. E anche adesso se lo tirano di qua e di là. Questo ha iniziato dicendo che lo Stato sociale, quello pubblico, è fatiscente perché non ci sono più le risorse finanziarie. E che diciamo, più avanti ha detto che gli sprechi in alcune zone della pubblica amministrazione, lui veramente in tutta, proprio ha parlato con un tono qualunquista, e l'evasione fiscale sono due corni dello stesso problema. Cioè, da un professore, scienziato sociale, chiamiamolo così, non ha niente di scientifico né di reale. Una cosa, banalmente si può dire, il vecchio luogo, riassumere col vecchio luogo comune, gli ho detto, e cioè il pubblico funziona sempre male e il privato funziona sempre bene, che non è così. Poi ho letto il foglio che abbiamo mandato ai giornali, che riassumendo critica solo un aspetto di questo convegno. Ce ne sarebbero altri di aspetti, per esempio ci sarà modo di andare avanti. Adesso vedremo cosa propongono effettivamente per la seconda parte del convegno. Ci sono i direttori generali della compagnia assicuratrice, della banca e della Opera Immacolata Concezione. E si tratta di soldi adesso. Una polizza assicurativa per assicurare, diciamo, il periodo finale di una vita di una persona non autosufficiente non può che essere rivolta a persone di ceto medio-alto. Se pensate che per fare una polizza pensionistica integrativa dalla polizza costa minimo 200, 300, 400 euro al mese e di fatti non se la fa nessuno, e anche quelle, diciamo, le polizze sindacali, tra virgolette, quelle previste dai contratti, moltissimi lavoratori, la grande maggioranza, non l'ha fatta, e quelli che l'hanno fatta, molti se ne sono pentiti. Figuratevi voi, per assicurarsi un fine vita per una persona non autosufficiente in una struttura così, per esempio, costa enormemente, quindi il costo di una polizza se lo può permettere di questo tipo soltanto persone con i soldi. Chi evade le tasse? Perché, per esempio, perché uno può pensare a una vecchiaia, se è molto previdente, non autosufficiente, non so, minimo a 50 anni, uno, a meno che non abbia malattie invalidanti, eccetera. A 50 anni fare una polizza di questo tipo, con i conti che sono previste dalle compagnie assicuratrici, sono soldi, 5, 6, 7, 800 euro al mese, questi sono i costi. Quindi questo aspetto non l'ho toccato, ho toccato solo l'aspetto del ministro Fornero, che è un ministro dello Stato italiano, che doveva essere qui e comunque ha dato l'avallo, e questo ministro praticamente si è fatto piazzista di compagnie private che piazzano polizze assicurative in un ambiente come questo, che alla fine è quello che eroga il servizio. Questo ministro, voi sapete che fino a qualche mese fa era vicepresidente del Consiglio di sorveglianza della Banca Intesa San Paolo, che è la banca madre di questa compagnia assicuratrice e della Cassa di risparmio del Veneto, che fa pure parte di questo gruppo. Abbiamo detto tutto. Non solo, questo conflitto di interesse è esaltato
dal fatto di avere suo collega di governo Corrado Passera, che fino a un giorno prima di diventare ministro dello sviluppo economico era l'amministratore delegato di Banca Intesa San Paolo ed è praticamente, lo sappiamo, il numero 2 di Monti in questo governo, la persona più importante dopo Monti. Ecco, questo, ho detto questo. Il famoso conflitto di interessi Conflitto governativo completo. Grazie.